Ce lo prepariamo un bel dolcino, semplice ma croccante, così. Lo prepariamo insieme? Che dite? Andiamo? Andiamo. Farina 00, ci vuole il burro, ma io non ce l'avevo, ho della Vallée da consumare, quindi ho messo la Vallée, ma voi usate il burro, la stessa quantità che vi metto in descrizione. Aggiungo l'acqua, un pizzico di sale perché se no voi lo sapete io lo dimentico sempre. Ecco qua. Piano piano la mettiamo tutta l'acqua. Ecco qua. Ecco qua. Se non volete impastare a mano potete impastare anche in planetario, come preferite. Ecco qua, vede un impasto così bello morbido morbido. A questo punto poco di farina. E lo dobbiamo stendere così. Deve essere sottile così più o meno. Prendiamo burro morbido, che io uso sempre la Vallée perché è sempre quella là da consumare, ma voi usate il burro tranquillamente. A questo punto arrotoliamo. A questo punto pellicola così, e questo qua va in congelatore una mezz'oretta. Togliamo dal congelatore, tagliamo più o meno così, zucchero, schiacciamo un po', così, grazie, vi saluto. Ecco qua. A questo punto mettiamo carta da forno in una teglia e le mettiamo tutte nella teglia. Accendiamo il forno a 200 gradi statico ed inforniamo. Sembrano glitterati. 8-10 minuti, dipende sempre dal vostro forno, devono venire così. Eccole pronte, provatele.